Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana, tracciando un bilancio della Fiera di San Marco 2026 a Ollastra. Eccoci alla tavola rotonda Giovani e Artigianato Rurale, formazione, identità e futuro maturata in collaborazione con Confartigianato Sardegna, quale alleanza tra istituzioni, imprese e comunità. Un progetto capace di accompagnare le botteghe nei processi di innovazione e di sostenere il passaggio generazionale, strumenti finanziari, formazione duale, reti professionali e opportunità europee diventate leve per rendere l'artigianato rurale attrattivo per chi cerca un lavoro che unisca creatività, autonomia e radici. In questa prospettiva la Restanza si configura come motore di sviluppo del territorio. Centri commerciali naturali possono essere una grande opportunità per garantire sviluppo non soltanto ai commercianti ma agli artigiani locali. È importante quindi fare rete, continuare a lavorare per sviluppare il turismo artigianale e tutto quello che riguarda il turismo in generale, non soltanto come patrimonio culturale ma come una leva di marketing prioritaria per lo sviluppo dell'economia in Sardegna. L'assessorato regionale del turismo artigianato e commercio sta davvero puntando per una promozione integrale della regione Sardegna attraverso la partecipazione di numerose fiere internazionali e nazionali. Ma soprattutto quelle internazionali ci stanno dando un riscontro molto importante perché abbiamo riscontrato un incremento dell'afflusso turistico in questi ultimi 2 anni, addirittura del 33%. Stiamo lavorando su 4 misure diverse, una di queste molto importante per i giovani è appunto il passaggio generazionale. Le giovani imprese in Sardegna sono 12.000, di queste 2.507 sono giovani imprese artigiane, cioè guidate da ragazzi under 40. Sono numeri importanti, sono numeri che ci fanno capire che la Sardegna non è un territorio morto, non è un territorio dimenticato, ma anzi è un territorio attivo in cui i giovani fanno impresa, in cui i giovani costruiscono e in cui i giovani si vogliono impegnare. Questo è innegabile segno del fatto che ci sia un importantissimo capitale umano nella nostra regione, un capitale umano che si muove non solo per creare delle realtà imprenditoriali di successo, delle realtà imprenditoriali comunque votate a una crescita, ma soprattutto, evidenziano i dati, punta a creare delle realtà che diano valori aggiunti ai territori, che diventino un baluardo di presidio territoriale contro la crisi demografica, la desertificazione e lo spopolamento dei territori. L'impresa diventa centro culturale, diventa centro di coesione tra la società civile e l'attività economica. Questo capitale non può essere disperso, questo capitale non può essere sprecato, quindi sicuramente si devono fare degli interventi e si devono fare delle azioni che consentano innanzitutto di preservare quello che già c'è, ma anche e soprattutto di incoraggiare quello che non c'è, quindi di permettere a nuovi ragazzi che magari hanno un'idea, che magari hanno un piano, un progetto, di metterlo a terra e di iniziare a costruire nel territorio. Questo passa sicuramente dagli incentivi più operativi alle aziende, di cui spesso parliamo, il credito o altre misure,
ma anche e soprattutto alla formazione, perché un'impresa per poter crescere ha necessità di collaboratori, quindi deve essere una formazione mirata su quelli che sono davvero i bisogni del comparto, i bisogni del tessuto, affinché davvero questo preziosissimo capitale umano possa crescere, possa invogliare altri ad accrescerlo e possa davvero porre un freno ad alcuni fenomeni che sono sicuramente inevitabili, appunto parlando del gelo demografico e dello spopolamento. Spopolamento che non riguarda solo i cittadini ma riguarda anche le imprese. Abbiamo effettuato un'analisi sulla numerosità delle imprese esistenti e l'elemento più preoccupante del futuro imprenditoriale del territorio di Ollastra, ma comune purtroppo a molti altri comuni dell'interno, è quello di un'età avanzata. Molti di questi imprenditori probabilmente non avranno un seguito né in famiglia né all'interno dell'azienda con dei dipendenti fidelizzati. A noi piacerebbe con le comunità dell'interno fare una strategia per cercare di far subentrare una nuova generazione anche di ragazzi di ritorno con competenze maturate all'esterno della comunità del paese, perché possano avviare un'attività, questa volta non partendo da zero, ma rilevando quanto c'è di valore ancora nelle attività in prossimità della loro chiusura. Si tratta di un affiancamento che potrebbe durare anche qualche anno, ma che può consentire di valorizzare il fatturato esistente, il portafoglio dei clienti, macchinari efficienti e di innestare nuove tecnologie che sono proprie dei giovani, ma anche idee manageriali e nuova linfa vitale per un tessuto imprenditoriale che, se abbassa la serranda, è destinato non solo a scomparire ma anche a dissipare valore economico. La mia esperienza mi ha portato ad arrivare in America, a studiare il problema in America, soprattutto tentando di capire come creare degli spazi di collaborazione per i ragazzi in maniera tale da creare coinvolgimento, da creare contaminazione e per creare novità. Una volta tornati qui ho intrapreso il lavoro di artigiano come artigiano digitale, quindi stampanti 3D e quant'altro, e soprattutto ho iniziato a fare da docente per spiegare ai giovani, soprattutto nelle scuole ma anche in corsi pomeridiani, come utilizzando determinate attrezzature a buon mercato, quindi parliamo di stampanti 3D, si possano creare delle situazioni di artigianato. Questo effettivamente c'è bisogno di fare un grosso percorso di lavoro che non è soltanto l'insegnare a utilizzare queste macchine, ma anche un lavoro di insegnamento di imprenditorialità e anche in qualche maniera di supporto emotivo in certi casi. Per questo motivo anche con i ragazzi delle altre provinciali ci stiamo organizzando con gruppi dei giovani imprenditori in maniera tale che si crei una corrente o si creino dei network effettivi che ci possano aiutare a superare le avversità, e soprattutto parlando dell'importanza di come possiamo rimanere nei nostri piccoli paesi. Poter fare rete in questa maniera è molto importante, e laddove si parla di conoscenza e competenza non può non esserci presente l'assessorato della pubblica istruzione. In questo caso io ho parlato stasera in modo più specifico di quelli che sono gli ITS, gli istituti tecnici superiori, che possono essere frequentati dopo il diploma, prima della università se la si vuole frequentare, o comunque sono un presidio molto importante dal punto di vista culturale che può dare comunque un tipo di diploma. In particolare il nono punto dei nostri ITS con la Fondazione TAC è molto importante perché si occupa proprio di turismo e artigianato, e quindi in questo caso può essere tranquillamente utilizzato per fare squadra e anche come presidio importante di cultura.
Nel corso del premio Maestro del Made in Italy, Vallitara propone di superare la divisione netta tra istruzione teorica dei licei e pratica dei tecnici e professionali, sostenendo che tale distinzione non rispecchi più le necessità contemporanee. Il ministro ha prospettato una trasformazione degli istituti tecnici in percorsi liceali specializzati, parlando ad esempio di liceo chimico, agrario, meccanico e tessile. L'intento è unire le materie classiche e umanistiche a una formazione tecnica di alto livello, rendendo l'istruzione tecnica un pilastro del sistema formativo italiano e, testualmente, non una scuola di serie B. Poi c'è il De Santis de Ledda, guidato da Maria Rosaria De Rosa, che fonde la doppia anima dell'offerta formativa negli indirizzi del liceo linguistico, le scienze umane, l'indirizzo economico-sociale e l'istituto biotecnologico. L'Istituto Cagliaritano, fondato 60 anni fa come istituzione autonoma, collocato in cima alle indicazioni dell'osservatorio Eduscopio della Fondazione Agnelli Merito Istruzione e Ricerca, segue un'unica regola, la grande umanità, quella di chi guida, di insegnanti, famiglie, dei collaboratori e soprattutto loro, i protagonisti della scena scolastica, gli studenti. Il liceo De Santis de Ledda è salito in cima all'osservatorio della Fondazione Agnelli, l'osservatorio che si occupa di istruzione e di consigliare alle famiglie italiane le scuole più quotate. Ecco, a questo punto dovrebbe rivelarci il segreto. Esiste un segreto tra la scuola come progettificio e la scuola famiglia, l'apprendimento, l'orientamento, la formazione scuola-lavoro. Ecco, qual è l'equilibrio virtuoso nell'insegnamento? Io credo che una scuola abbia successo quando tutti in questa scuola possono esprimere se stessi, le proprie capacità e i propri talenti, quando tutti possono crescere, essere ascoltati e valorizzati. E quando dico tutti, intendo proprio tutti, gli studenti e le studentesse in primis, ma anche i docenti, anche gli amministrativi, anche i tecnici, anche i collaboratori, perché la scuola è una grande comunità, una scuola dove tutti si sentono protagonisti, sentono di condividere un progetto, di perseguire un progetto, un fine comune di cui tutti beneficiano, e allora è una scuola che produce benessere, che produce crescita, che produce formazione, che produce apprendimento. Qual è il valore aggiunto del De Santis de Ledda, professoressa? È una scuola così, è una scuola dove tutti possono dire quello che pensano, dove la cooperazione sia nella componente docentica, nella componente studentesca, che anche con le famiglie, è il valore che tutti perseguiamo. Può darsi che non sempre si riesca ad esprimerlo nel migliore dei modi, però questo è il nostro fine, questo è il nostro scopo primario. Siamo in compagnia di Ilaria Nateri, studentessa del liceo De Santis de Ledda. Ilaria, che differenza c'è tra apprendere durante un evento come questo in cui condividi il tuo apprendimento anche con tutti gli altri ragazzi del liceo, oppure una lezione frontale in cui sei, diciamo, da sola col prof e le tue compagne di classe? Che differenza hai trovato? Allora, sicuramente c'è una differenza netta, perché quando c'è una lezione frontale con la professoressa è una lezione che conosciamo e quindi sappiamo come parla la professoressa e come tende a spiegarci gli argomenti, e solitamente siamo ovviamente accompagnati dai soliti compagni, quindi magari siamo nella nostra comfort zone, mentre sicuramente con questi eventi sono esperienze nuove, perché si incontrano persone diverse dai professori che sicuramente hanno un'esperienza anche diversa, con degli scopi in generale nella vita diversi, che ci vanno appunto a insegnare qualcosa di più diretto, più centrato su quello che hanno fatto loro nella loro vita. Si parla di verità, di molteplici verità. Qual è una verità inderogabile per questi ragazzi? La verità inderogabile è l'importanza della conoscenza e dell'istruzione in un momento in cui i ragazzi sono preda facile di troppe suggestioni che provengono dai social, dai media, da ambienti extrascolastici. Comunque la scuola deve mantenere una centralità e i ragazzi devono capire l'importanza della formazione che ricevono dentro queste mura, che gli dà lo spirito critico che li può mettere in condizione di affrontare la complessità della realtà e della società. Il mondo in cui vivono è sempre più difficile e complesso, e per questo occorrono strumenti e una cassetta degli attrezzi molto attrezzata e molto diversificata per potersi orientare e per poter affrontare le difficoltà che inevitabilmente l'esistenza propone in questi tempi. Ecco, siamo nel tempio dell'istruzione. Esiste un grado di studio in cui verosimilmente si possa dire: ecco, hai quegli attrezzi, ragazzo mio?
La scuola secondaria italiana è una scuola ben attrezzata e diversificata, quindi fornisce molte opportunità e da questo punto di vista credo che per i ragazzi ci siano diverse opzioni che possono scegliere e questo per loro è una garanzia. Dopodiché l'università offre ulteriori possibilità di approfondimento, ma direi che già la scuola secondaria superiore di per sé, dal punto di vista della conoscenza critica, degli strumenti di cui parlavo prima e della cassetta degli attrezzi importante per affrontare le questioni fondamentali dell'esistenza, sia già una base di partenza ottima e più che sufficiente. Allora, io penso che la mia conoscenza sia principalmente plasmata dai miei professori, che io considero come punto di riferimento fondamentalmente, e quello che fanno i miei professori, che considero di conoscenza magistrale, è paragonare la storia precedente con il presente, farci ragionare, aiutarci a ragionare. Dunque molto spesso, come già avevo citato con Barbero, anche la nostra professoressa di italiano o di storia arriva a paragonare, io in questo momento personalmente sono in quarta, però anche in quarta lei è in grado di paragonare momenti precedenti al nostro presente, aiutandoci a ragionare. Quindi la mia scuola personalmente rappresenta probabilmente, come penso per tutti quanti, l'ente più importante, la fonte più importante della mia conoscenza nel mio metodo di ragionare. Quindi tra social, anche tra input, conoscenze personali, quindi letture tue personali, quindi tu dici la scuola è imprescindibile, non penseresti mai ad esempio all'homeschooling, mi pare di capire. Beh no, infatti stavo anche giusto per dire che la scuola, io sono riconoscente verso la mia scuola, non tanto per le mie conoscenze ma soprattutto per il mio metodo di ragionare. Io sono imparato a ragionare formandomi all'interno di questa scuola appunto. Senti Edoardo, cosa pensi delle linee guida, delle nuove linee guida di quest'anno del ministro Valditara? Come vedi questo slittamento di Manzoni dal biennio al quarto anno? Non so se ti sei documentato, qual è la tua opinione in merito? Beh, allora io penso che personalmente anche uno studente di seconda superiore può tranquillamente interpretare e apprezzare Alessandro Manzoni come uno di quarta. Io sono altresì favorevole all'approfondimento di Alessandro Manzoni in quarta. Poi non trascendiamo magari in tutto quanto quello che riguarda la riforma Valditara, tra l'altro che pure recentemente io all'interno di questa scuola in quanto rappresentante ne abbiamo dibattuto riguardo questo argomento. Dunque le mie opinioni sono praticamente contrastanti riguardo questa riforma, in particolare la scelta dello slittamento di Alessandro Manzoni. Però sì, la mia opinione è appunto che ripetendomi che in uno studente di seconda può tranquillamente apprezzarlo. Tu sicuramente. Senti, un'ultimissima domanda Edoardo, si accusa spesso la scuola di essere un progettificio. Ti chiedo, a proposito dell'evento anche odierno, che differenza riscontri tra l'apprendere in classe, in mezzo ai tuoi compagni, oppure fare un progetto interno alla scuola, però con docenti diversi, con contaminazioni culturali diverse? Bene, allora io penso che finché io abbia la mia libertà di eseguire il progetto in autonomia, tutto quanto possa essere eseguito senza differenza tra professori da una parte e dall'altra. Se invece un professore si professa insomma un po' quasi come il moderatore di questo progetto e mi dice come bisogna fare un progetto, io là comincio un po' a storcermi il naso, perché questo controllo nei confronti del progetto potrebbe anche tradursi in una manifestazione del proprio pensiero al di sopra di quello dello studente. E dunque io penso che, a prescindere magari dal professore, l'importante è che il professore non si metta al di sopra dello studente nella produzione di un progetto. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino,
Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, un viaggio tra le parole, tra il significato delle parole e la disabilità, soprattutto tra quelle che vengono usate nel nostro mondo, quello della comunicazione e delle testate giornalistiche. È stato questo il tema del confronto, dibattito aperto che si è tenuto nell'Aula Magna di Ingegneria di Cagliari ed è stato organizzato da Giulia Giornaliste. Un tema attualissimo, quelle che sono le forme adeguate e opportune per trattare il tema delle persone con parole senza barriere, quelli che sono i confini nel trattamento, nella postura che devono avere i giornalisti nell'affrontare i temi quali le disabilità. Qual è lo stato dell'arte? Beh, noi abbiamo fatto col gruppo Carta di Olbia un lavoro che è iniziato nel 2019, eravamo in pieno Covid, non ci siamo fatte scoraggiare, 6 donne, 4 giornaliste e 2 attiviste. Abbiamo portato avanti un lavoro di sensibilizzazione proprio su questo tema che è durato 6 anni e ha prodotto questo libro oggi. Nell'arco di questo periodo ci siamo rese conto che tanto è cambiato, un po' come è avvenuto per esempio sul linguaggio della violenza, che è un tema a noi molto caro e che ha realizzato proprio per avvicinarci alle redazioni e al lavoro dei colleghi e delle colleghe il Manifesto di Venezia. Tanto è cambiato anche nella rappresentazione delle persone con disabilità nei media, perché il mondo del giornalismo
ci ha seguito, grazie agli stimoli, alle conferenze, ai seminari, ai corsi di formazione sulla appunto formazione obbligatoria e continuativa che noi abbiamo proposto unitariamente alla Sostampa e all'Ordine dei giornalisti in tutti questi 6 anni. Ripeto, le cose sono cambiate e la grande soddisfazione che tanti giornalisti, quando sono alle prese con la realizzazione, l'elaborazione di un articolo che riguarda un fatto di cronaca che vede protagonisti persone con disabilità, ci consultano perché c'è una consapevolezza maggiore. Ecco, quindi guadagnata questa consapevolezza, quali sono e maturate queste esperienze in un cammino che è sicuramente approfondito e teso ad avvicinare le persone a quelle che sono le fragilità della società contemporanea? Ecco, quali sono ancora, come dire, i punti dove si dovrebbe migliorare? Quando si sbaglia ancora più spesso nello scrivere, nel realizzare un servizio, nel commentare un evento che abbia come sfondo le disabilità? Dove si sbaglia di più? Sì, diciamo l'errore è dato soprattutto dall'abitudine nostra di usare alcuni termini, quei termini che fanno parte del lessico comune, della prassi collettiva. Ad esempio? E quindi non ci si ferma a pensare. Ad esempio, usiamo ancora le parole handicappato, portatore di handicap, diversamente abile, inabile. Sono parole che sono state utilizzate nel tempo per risolvere alcuni problemi di discriminazione, perché il linguaggio effettivamente negli anni, nei decenni si è evoluto, però si arriva a un punto in cui oggi è molto forte la sensibilizzazione sul linguaggio, soprattutto sui temi del linguaggio inclusivo, per cui queste parole vengono superate, vengono quasi vietate, quindi oggi, perché troviamo anche le soluzioni ovviamente. Quali sono? Vietare le parole, ma anche proporne delle altre. Persone con disabilità. Tutte le persone con disabilità sono prima di tutto persone. Poi in secondo piano viene la disabilità, soprattutto quando trattiamo l'informazione, quindi ci occupiamo di media. La comunicazione deve mettere al suo centro la persona, parlare della patologia della persona e della disabilità solo se questo aspetto aggiunge notizia, aggiunge valore a quell'informazione che si vuole dare. Quindi se c'è continenza, come si dice oggi, con la notizia, quindi dobbiamo dare visibilità, e questo è un secondo aspetto, alle persone con disabilità, perché troppo spesso vengono interpellate dalla nostra stampa sulla loro disabilità e non sul loro essere persone. Quindi professionisti, specialisti, lavoratori, persone che credono in un loro futuro, sportivi, prospettive, sportivi. La parte dello sport è un aspetto che noi abbiamo trattato nel libro con la presidente vicaria Mima Calligaris, ha fatto un pezzo, eravamo proprio all'uscita delle Olimpiadi, ha fatto un pezzo molto approfondito, anche con delle immagini che toccano molto, quindi davvero vi suggerisco di leggere il libro. Le parole adatte ad affrontare le disabilità e le fragilità in genere, in che modo vengono insegnate, e le trappole da evitare e invece le buone pratiche da coltivare al corso di laurea in scienze della comunicazione che lei coordina? Grazie per la domanda, è una domanda importante perché oggi c'è sempre più attenzione sul linguaggio, perché il linguaggio ha degli effetti sulle persone ed è importante scegliere le parole corrette. Purtroppo assistiamo anche nel linguaggio della politica a usi come schizofrenico, handicappato, usato come insulto verso altre parti politiche, e bisogna invece fare un lavoro per ritornare ad un'altra normatività nel linguaggio e mettere al centro la persona con disabilità, con fragilità, con disabilità intellettiva, con disabilità fisica, con malattia mentale, con disturbo psichico, però al centro la persona. Questo è ciò che di più importante insegniamo nel corso. Ecco, affrontare un tema che riporta 15-20 anni indietro e si assisteva a battaglie per sistemare i marciapiedi sconnessi, per trovare dei percorsi che fossero agevoli a chi appunto affronta disabilità motorie. È stato fatto un passo importante in avanti, però c'è ancora tanto da fare e il linguaggio, come lei diceva, con le parole che sono proprio vere e proprie pietre, deve essere adeguato. In che cosa siamo noi cronisti più fallaci?
Innanzitutto la parola barriera non è solamente una barriera fisica, abbiamo lavorato molto sulle barriere fisiche, ma pensiamo ancora che barriera fisica e barriera mentale siano staccate, che sia qualcosa di dicotomico, da una parte il fisico, da una parte il mentale, ma lo sappiamo benissimo che quando ci sono delle barriere fisiche queste impediscono anche le barriere conoscitive, e qui siamo all'università, abbiamo le scuole e la cosa più importante è far capire che c'è un'ingiustizia in questo, che la barriera fisica come quella mentale può essere superata. Ci sono strategie alternative, possiamo pensarle in anticipo e non improvvisarle, in modo da rendere l'università e la scuola più accessibile. Ecco, se si parla di università si presuppone un livello d'analisi, di competenza, di saperi elevato. Che tipo di lavoro si fa sui giovani italiani, dalle elementari in avanti, forse anche prima, dal punto di vista della pedagogia? Siamo al passo coi tempi oppure c'è ancora da fare? Ancora c'è da lavorare sul lessico. Il lessico è stato importante, abbiamo avuto ministri come Tullio De Mauro che hanno sottolineato l'importanza del lessico, fondamentale, ad alto uso, ad alta disponibilità. È un lessico che ci permette di pensare, perché le parole sono finestre sul mondo e se non abbiamo le parole non possiamo neanche pensare, e su questo c'è ancora da lavorare, perché purtroppo, e lo vediamo anche dai risultati dei test di ingresso in facoltà o da tante altre prove che hanno in itinere i nostri studenti e le nostre studentesse, che il lessico si sta impoverendo, e quando si impoverisce il lessico non si impoverisce solamente il linguaggio ma anche la democrazia. Ecco sì, quindi diritti, quindi garanzie, quindi tutele. Ma professoressa Erva, se lei dovesse definire in maniera compiuta e spiegarla anche a un non italiano qual è la maniera più proficua per tratteggiare, per disegnare una persona che affronta delle disabilità mentali o fisiche, quale sarebbe? Quest'oggi abbiamo parlato di ingiustizia epistemica, è una parola difficile. Ingiustizia epistemica deriva dal episteme, dal greco, e riguarda la conoscenza. E una delle ingiustizie più sottili e più difficili da riconoscere è appunto questa ingiustizia che riguarda la credibilità della persona, l'essere ascoltati, l'essere creduti, che la lamentela non sia solo una lamentela, ma che venga presa in considerazione per portare a un cambiamento. E l'altro tipo, l'ingiustizia ermeneutica, è l'ingiustizia interpretativa, essere riconosciuti nella nostra capacità di interpretare il mondo, di dare un senso alla realtà, a quello che ci succede, e questo spesso manca, e manca soprattutto se ci mancano le parole per esprimere quello che ci succede e quello che può essere cambiato nel mondo. Professoressa Petretto, si parlava prima con la professoressa Francesca Ervas di quanto fosse importante la pedagogia culturale e da quanti anni questa dovesse cominciare per trovare parole adatte, proficue, che possano centrare senza minimizzare né esaltare quel che si deve invece tenere entro una cornice civica, direi. Qual è il punto di vista suo, che è delegata per il rettore dell'Università di Cagliari alle disabilità? Sì, non è facile trovare le parole giuste. Io credo che in ogni fase del nostro percorso è importante intanto avere una buona flessibilità e capire quali sono intanto parole che consentono di rispettare le persone, rispettare tutte le persone, e in particolare alcune persone che potrebbero avere alcune caratteristiche per le quali potrebbero essere più facilmente marginalizzate. Le parole giuste in questo momento in qualche modo nel nostro periodo storico sono definite dalla Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, nella quale proprio le persone direttamente interessate hanno chiesto di usare questa terminologia. Ad esempio? Persona con disabilità. Perché questa è una terminologia cosiddetta people first, prima la persona e poi qualcos'altro. Questo qualcos'altro non definisce l'identità della persona, ma definisce alcune sue caratteristiche, e nella nostra visione, che poi la visione, io in particolare intendo in questo caso anche la visione della psicologia della disabilità, definisce anche il ruolo che ha l'ambiente, e quindi dice che qualsiasi persona potrebbe incontrare un ambiente che può essere un ambiente che la supporta
o non la supporta. Se questo ambiente la supporta, la persona fiorisce, questa è una bella immagine, e la persona può sviluppare i propri obiettivi, le proprie potenzialità, il proprio progetto di vita. Se l'ambiente non la supporta, la persona viene ingabbiata in qualche modo in questo ambiente. Allora mi fa piacere condividere alcuni esempi di ambiente supportante o non supportante. Ostile, diremmo. Ostile, sì, può diventare anche ostile. Talvolta magari non è volutamente ostile, ma può diventarlo nei fatti. E quindi pensate per esempio a una normativa adeguata, pensate a una normativa adeguata applicata correttamente. Questo è un ambiente che sostiene, un ambiente sociale che rispetta le persone e che le mette nella condizione di poter funzionare al meglio, un ambiente sociale che supera i pregiudizi, un ambiente sociale che cerca di capire come eliminare delle barriere, che sono delle barriere fisiche, delle barriere sensoriali, delle barriere cognitive, ma spesso sono anche proprio delle barriere di tipo mentale, credenze erronee. E tutto questo è un ambiente che sostiene. Provate a immaginare in che modo eliminare tutto quello che vi ho raccontato già di per sé stesso crea un ambiente che non sostiene. Ma talvolta c'è anche un processo attivo, magari per esempio, applicare una credenza erronea che impedisce a una persona di svolgere una certa funzione, solo perché magari ha una certa condizione di salute. Ecco, l'Università di Cagliari ha un centro specializzato, un polo di riferimento per affrontare le disabilità, le persone con disabilità. Ecco, quali sono i numeri del vostro lavoro? Sì, il servizio SIA, che si chiama proprio SIA, nel senso che il nostro obiettivo è stato anche nel nome di usare delle parole che sono servizio, inclusione e apprendimento, perché gli obiettivi nostri sono sostenere tutti gli studenti e le studentesse nel percorso universitario, ponendo particolare attenzione ad alcuni che potrebbero incontrare delle difficoltà. I numeri sono elevati, sono aumentati nel corso del tempo. Attualmente abbiamo circa 500 studenti e studentesse con disabilità e oltre 700 studenti e studentesse con disturbi specifici di apprendimento. Nella normativa italiana c'è questa distinzione tra disabilità, perché questo rimanda alla legge 104 del 92, e DSA, che rimanda a una legge 170 del 2010. Però questa distinzione è prettamente italiana. Questi numeri ci dicono quindi che nel nostro Ateneo c'è una grande sensibilità e questa sensibilità emerge nella quotidianità, anche nel modo in cui questi numeri aumentano nel tempo, perché c'è un grande lavoro, contributo non solo dei colleghi e delle colleghe dell'ufficio SIA, e da questo punto di vista mi fa piacere ricordare la dottoressa Vinci e il dottor Mattana per il loro lavoro quotidiano su questo, ma anche per il lavoro dei colleghi e delle colleghe dell'Ateneo, di tutti gli uffici e dei docenti e le docenti che ci aiutano anche nell'individuare studenti e studentesse che magari non avevano un riconoscimento prima e che però incontrano delle difficoltà nel percorso universitario. Se io le chiedessi, faccia un ammonimento a noi cronisti, non usate mai più le parole? Io dico, parlate col cuore e lo sapete fare molto bene. Parlare col cuore significa mettere la persona al centro e mettere la persona al centro significa in questo momento usare la parola persone con disabilità. Questo lo posso dire. Poi vi ringrazio per tutto il lavoro che fate, perché credo che il nostro lavoro di supporto alle persone ha un grande supporto, un grande contributo nel vostro lavoro, e credo che anche per esempio in questo caso questa bella squadra che si è creata con Giulia giornaliste, ma significa poi con tutti i giornalisti e le giornaliste, è l'esempio anche del fatto che per esempio noi come università dobbiamo lavorare in termini di didattica, di ricerca, di terza missione, e questo lo possiamo fare solo se abbiamo intorno a noi di nuovo una rete importante, e Giulia giornaliste in questo senso ce l'ha data, ci ha dato questa bella opportunità, quindi grazie.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Travolti di pietra tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto, un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato. Buonasera Valerio, oggi vi parliamo di un nuovo progetto, un progetto delle cantine Argiolas che è l'enogastronomia in un luogo molto particolare, la casa di Antonio Argiolas, che diventa ricettivo soprattutto da un punto di vista gastronomico, e lo facciamo proprio con Antonio Argiolas. Avete creato questa nuova location con il cibo, il vino, ripercorrendo i percorsi della cantina.
Sì, assolutamente, questo è il nostro nuovo progetto che nasce proprio a casa di nostro nonno, quindi Antonio Argiolas, quindi nasce l'anno scorso, nel 2025, quindi abbiamo aperto le porte a questo ristorante chiamato proprio Casa di Nonno Domo, dove proponiamo proprio la nostra filosofia di comunicare il nostro lavoro, la nostra famiglia, quindi portandola a tavola. Avete rispettato gli spazi tradizionali dove ci racconta anche Valentina e Francesca Argiolas con vostro nonno, dove si spillava all'epoca il vino dalle botti e si degustava. Avete lasciato gli stessi spazi, però gli avete dato una nuova vitalità. Sì, assolutamente, questi è proprio gli stessi spazi, proprio ci troviamo qua dove proprio mio nonno ci accoglieva a casa sua. Mi ricordo infatti quando venivamo qua da lui, proprio ci sedevamo qua in soggiorno e si giocava tutti assieme in famiglia, quindi venire qua è proprio è sempre un'emozione, ecco, perché ci ricordiamo di quello che c'era prima e vediamo oggi che si è trasformato in un progetto che sicuramente a lui farebbe tanto piacere vedere questo risultato, ecco. Ecco, un risultato che arriva da lontano. Oggi siamo reduci da pochi giorni dalla fine del Vinitaly 2026, un'edizione all'insegna anche delle difficoltà dell'export, ma il valore sardo non cambia. No, noi siamo, sì, nonostante appunto tutte le notizie che ci sono giunte, le mille problematiche che vediamo tutti i giorni negli schermi televisivi, nonostante ciò per noi è stato veramente un ottimo Vinitaly, ricco di impegni, di incontri, di masterclass, di incontri con i clienti di tutto il mondo, non solo italiani ma di tutto il mondo, e quindi ritorniamo qua a casa con tantissima positività, ecco, quindi possiamo dire che siamo contenti, quindi attendiamo ora quello che succederà, ecco, nel prossimo futuro, ecco. Focus sulle terre di Cincinnato nell'Oristanese per un'azienda agricola mirata alla coltivazione di se stessi. La terra è una scuola di vita che invita più alla coesione che alla competizione. La natura stimola la partecipazione e la simbiosi anche con elementi molto diversi tra loro. Questo vuol dire arrivare alla piena conoscenza di sé e del proprio prossimo, il vivere nella natura, produrre in proprio. Così, in appena 2 giorni di lavoro, la ripresa di un uliveto abbandonato diventa pratica di trasformazione personale, un format originale che unisce sapere antico e strumenti contemporanei, dove il gesto concreto del taglio diventa occasione per riflettere su ciò che vale la pena di tenere e su ciò che è tempo di lasciare andare. Per saperne di più, Panorama Sardo ha inviato nelle campagne di Riola Sardo, a 13 km da Oristano, Mirko Cocco e Nanni Di Cesare. La tua vita è legata al mare. Tuo babbo è uno spedizioniere, roba di mare, tu un barca a vela, roba di mare, tutti in casa tua amano il mare e tu sei in campagna. Dopodiché uno dice, ma allora questo sta cambiando tutte le cose della vita? Sì, perché ci vuole una mente particolare, non voglio dire una mente strana, ma una mente particolare. L'albero, c'è i rami secchi, però in questo caso non parla, sì, si pota, si tolgono i rami secchi perché qui c'è un oliveto grande, quindi i rami secchi vanno tolti, però il concetto è che l'uomo è l'albero e i rami secchi sono quello che uno nella vita
dovrebbe cercare di capire che se li deve togliere di dosso, deve scrollarseli. Però secondo me questa è una cosa molto semplice che sto pensando io. Dimmi com'è la realtà. La realtà è molto vicina a quello che hai detto tu. È quello che hai detto tu della nostra vita sul mare, è quello che ha detto mio padre. Ma io ho fatto una ricerca e ho scoperto che il primo che ha iniziato a lavorare sul mare alla mia famiglia aveva venduto degli ulivetti per comprare delle barche e andare a navigare sul tema Bosa. Anche quando io, non avendo voluto né moglie né figli, a 50 anni ho sciolto tutto, ho cambiato vita, mi è sembrato più romantico comprare un po' di ulivi. E poi è successo che i miei ex colleghi venivano a vedere cosa stavo facendo e dicevano: ma non è cambiato niente. Sì, ma non devi cambiare, non devi vedere qua, devi guardare come sono cambiato io. E lì ho cominciato a lavorare sul turismo esperienziale. Poi tu sai che è vero che mio padre e i miei avi lavoravano sul mare, ma mia madre insegnava filosofia e psicologia. Diciamo che da una parte ho avuto grandi istruzioni imprenditoriali e dall'altra invece mi hanno sempre accompagnato alla conoscenza dell'uomo, alla curiosità di conoscere le diverse caratteristiche umane. Quando per merito di mio avo ho voluto ritornare alla realtà della cosa, ho sciolto l'agenzia marittima, ho trovato un posto di lavoro ai miei dipendenti e con quello che mi è rimasto avevo comprato questi ulivi. E ho avvicinato le due passioni, una quella della conoscenza dell'essere umano e l'altro quello del ritorno alla terra. Secondo me un uomo senza la medicina naturale morirebbe a 60-70 anni e quindi a 50 anni ti viene uno strepitoso voglia di stravolgere tutto. E questa è un'accademia di vita dove la gente viene, si riavvicina alla natura e con delle metafore, un po' di teatro e con dei professionisti che mi aiutano nelle varie attività, accompagniamo il partecipante a scoprire il piacere di stare in natura e il piacere di scoprire se stessi. Sono qui in zona da poco, sto imparando anche l'italiano, invece non mi fa domande troppo complicate. No, Okay. promesso. Sì, mi è piaciuto la filosofia di Danilo e sono qui per lasciare alcuni rami secchi anche. In queste... Tu, qualcuno dei tuoi? Sì, certo. L'esperienza, 50 anni, ho fatto il venditore d'auto, però mi piace molto la campagna, quindi sono qui per imparare. Sono contento di aiutare Danilo e di avere una bella giornata e imparare cose nuove. Hai un incarico particolare oggi? A me piace tantissimo aiutare, quindi stare tra amici, quindi bello, è una bella giornata. È inutile avere una vita lunga se poi non te la godi. E la metafora è che devi avere la lentezza di una tartaruga ma accelerata dalla vela, che come visto il simbolo, ovviamente mi sono visto. Qui sotto con i ragazzi e con le imprese parlo della gestione del tempo e come più importante non avere tanto tempo ma avere tempo buono. E più avanti nell'altro oliveto l'anno prossimo, se tornate, vedete una balena bianca a grandezza naturale che si tuffa in mezzo agli ulivi per parlare della paura. E i ragazzi quando possono toccare la paura o arpionare la paura, in effetti che cos'è? Le zavorre di cui si parla oggi, del ramo dei rami secchi, dove già gli ulivi sono in fioritura, quindi ho chiamato un esperto perché dobbiamo stare estremamente attenti. Però nella vita certe volte quando tutto va bene ti devi fermare un attimo e occuparti di un problema inatteso, e lì se non metti attenzione, amore nelle cose, fai un disastro anche del bello che vivevi. Abbiamo delle piante che sono state un po' trascurate per un po' di anni e quindi sono cariche, molto cariche di rami secchi. L'ulivo ha questa caratteristica per cui nelle zone in cui non prende luce i rami seccano. Per cui abbiamo delle piante molto cariche di secco perché non sono potate da un bel po' di anni. Per cui in questa pianta adesso la cosa che vediamo di più è proprio l'eliminazione del secco, che possiamo fare anche in questo periodo che la pianta è in fiore, perché il secco comunque non influisce sulla fisiologia della pianta, anzi aiutiamo la pianta a prendere più aria, più luce, quindi a produrre anche meglio, e soprattutto la prepariamo alla raccolta, perché Danilo utilizza gli scuotitori che prendono le branche e fanno cadere le olive, quindi se togliamo il secco abbiamo una miglior efficacia dalla raccolta, e abbiamo le piante già impostate per avere la vera e propria potatura che avviene a fine inverno, finita la raccolta.
Quindi adesso lui taglierà il secco, quindi ad esempio questi rami secchi che dobbiamo levare, poi agiamo anche dentro, perché anche qua dentro ad esempio ci sono molti rami secchi, questo, tanto impara a farlo bene sull'albero senza danneggiarlo, e poi quando torna a casa e ci riflette sopra, magari bevendosi un bel vino, dice però oggi ho tagliato un sacco di rami secchi agli alberi, perché non provare a farlo anche con i miei? Che i rami secchi non sono solo persone, sono anche credenze, illusioni, pensieri negativi, insomma ce n'è di rami secchi da tagliare. Attualmente io ho 3 ettari di terra, però spero di poterli almeno raddoppiare. Verso a nord-ovest delle terre di Cincinato c'è una zona sabbiosa che è molto coltivabile e quindi è abbandonata da tanto, e invece proprio in quella zona io e le mie aiutanti educatrici e pedagogiste, le tue idee? Sì, però io ho una mentalità vissuta, e invece ho bisogno dei ragazzi per tradurre nel linguaggio che loro possono capire. Quindi ultimamente insieme agli altri 10 amici abbiamo vinto un bando e abbiamo messo le nostre aziende in un visore di gamification. Tu vedi le tue mani e tocchi le cose. Quindi con Maurizio stiamo cercando di fare un programma in modo da insegnare l'innesto in un visore VR e poi provarlo in campagna. Il trucco, secondo me, nella mia personalissima visione da buon marittimo, non è tanto produrre per vendere il prodotto, non è tanto produrre per mandare il prodotto fuori dal mare, è attrarre le persone che possano comprare il nostro prodotto qui. Ci lamentiamo che la spesa di trasporto ci rovinano il costo della produzione. Sì, però per avere il chilometro zero devo portare il turismo. Qui il francese che viene, i chilometri li fanno loro, dobbiamo attrarli con la bellezza della terra, ma anche noi dobbiamo essere belli. Ascolta, in conclusione, le terre di Cincinato, perché? Cosa vuol dire? Questo nome così un po' che si lega bene alla tua personalità. Allora, anche questo è un modo di reagire alla vita. Mio padre era ancora in vita quando io ho deciso di sciogliere tutto e comprare quello che suo nonno aveva comprato, e mi ha chiamato ironicamente Cincinato, che era un generale romano che smise di fare le guerre per lavorare la terra. E io sono tornato in Camera di Commercio, grazie, non la prendo come ironia, però mi ha dato una grande idea e sono tornato, e 2 anni fa ho stampato le monete di cioccolato con Cincinato che spingeva l'aratro nella terra, e lui mi ha detto ma non ti si può dire tutto. No, continua a parlare, è un'ottima idea, è una buona idea. E su questo mi pare che possiamo concludere questa giornata in aperta campagna. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA.
CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo molino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ringraziamo per questa importante occasione, l'opportunità di vedere il documentario e di parlare della Università per la Libertà della Ricerca a 10 anni dalla morte di Giulio Regeni. Valerio, buonasera, siamo alla Facoltà di Ingegneria, si parla di Giulio Regeni a 10 anni dalla scomparsa, un monito per la ricerca, per il diritto alla ricerca, per quelli che sono i valori fondanti di una democrazia, la libertà di fare domande, di essere curiosi, di approfondire. Un'iniziativa che è stata avvallata e sostenuta dalla senatrice a vita Elena Cattaneo e che l'Università di Cagliari ha sposato in una giornata di intenso confronto e dibattito. Sicuramente ci ha mosso un impegno civile e il percorso che abbiamo fatto insieme alla famiglia di Giulio e all'avvocata Ballerini con tutto il team creativo degli autori e della produzione, il regista, ci ha mosso una sorta di ruolo che ci sentiamo di cittadinanza attiva, perché quando ci si chiede cosa si può fare per questa storia, la risposta è semplice: parlarne, tenere alta l'attenzione e far parte di quell'onda gialla che ha rappresentato, diciamo, la scorta mediatica che non ha fatto mai abbassare l'attenzione su questa vicenda e che ha permesso in parte anche di arrivare a un processo e speriamo presto a una sentenza. Se doveste avere una prima impressione di questi anni di lavoro, di questi anni di riflessione, quale sarebbe? Beh, sicuramente abbiamo avuto a che fare con una materia molto complessa che ha tanti risvolti politici, giuridici, economici, ma noi ci siamo concentrati su quelli umani, cioè a partire dal rapporto con i genitori di Giulio, al rapporto di empatia che si è creato e a sensibilizzare l'opinione pubblica verso quello che può succedere a chiunque, in modo che non ci siano più altri Giuli nel mondo. Questo insomma è quello che ci ha mosso. Siete in Sardegna, alla Magna di Ingegneria. Qual è il tipo di sensazione che si prova? Siamo felici che oltre ad aver avuto un ottimo riscontro in sala, il documentario abbia preso questo nuovo percorso all'interno dell'iniziativa Le Università per Giulio, quindi stiamo girando tutta Italia, incontrando studenti, docenti, cittadini che vengono a presenziare questi eventi, quindi essere qui è davvero un'occasione. Ringraziamo l'Università per l'invito e siamo felici che la sala sia piena. Il fatto che si parli ancora di Giulio Regeni, dicono gli autori, aiuta a non dimenticare, a essere più forti su un tessuto di democrazia, di diritto, di rispetto per quelle storie che altrimenti andrebbero perse e magari avrebbero anche dei successori.
Qual è l'opinione di chi gestisce anche la cultura della regione Sardegna? È un'occasione per non dimenticare, ma anche per far conoscere, perché molti dei ragazzi non hanno probabilmente conosciuto Giulio nel momento in cui c'è stato il fatto drammatico, perché sono passati, non sembra vero, già 10 anni. Oggi ci ritroviamo qui a vedere questo film Tutto il male del mondo, questo docufilm, e io credo che sia anche il modo giusto per ricordarlo attraverso l'audiovisivo, che arriva molto anche a tutti, e quindi è anche un modo per portare la cultura anche in temi che sono magari meno di intrattenimento, ma quindi l'audiovisivo come mezzo per far conoscere anche le storie più tragiche della nostra società. Purtroppo Giulio è stata una perdita immensa, una grande cicatrice anche internazionale, di rapporti internazionali che abbiamo vissuto insomma nello scorso decennio, ed è giusto ricordarlo e far conoscere la sua storia. Parlare di Giulio Regeni scuote, perché ancora non si è risolto, ancora non si è capito, ancora si soffre, si immagina che si debba lottare per non avere altri Giulio Regeni. Qual è la sensazione? Parlare di Giulio Regeni è parlare di un mondo dove ci sono tanti luoghi in cui non si possono fare domande. Le domande, la curiosità è una delle cose indispensabili per crescere delle popolazioni che sono consapevoli e che riescano a leggere gli accadimenti. È per questo che la vicenda di Giulio Regeni, uno dei nostri migliori studenti, uno studente bravo che studiava per un'università estera e che è andato in un paese straniero per fare una ricerca per conto dell'università, ci fa ancora più paura, perché ci fa capire che la libertà di ricerca non esiste dove non esiste la libertà. Per definizione va verso la verità, e la verità non può avere condizionamenti. E questo secondo me l'avere memoria, il continuare a parlare di questa vicenda che non si è ancora chiusa, chiedere la verità sulla vicenda di Giulio Regeni è anche un monito per noi universitari, per essere sempre più attenti anche nel futuro a come indirizzare i nostri giovani. La sala, questa aula magna straordinaria, è gremitissima, tanti studenti, ricercatori, dottorandi, postdoc, docenti, soprattutto ai più giovani. Lei cosa augurerebbe di portarsi a casa? L'emozione di viverla, l'esperienza della ricerca, di viverla in libertà e di battersi per la libertà. E su questo tema noi abbiamo ormai da 3 anni ottenuto la label dell'eccellenza per proprio garantire che la ricerca venga fatta in libertà. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Da oltre 50 anni, Publi A Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publi A Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. Valerio, nei nostri percorsi di Panorama Sardo, proprio alle porte dell'estate, andiamo in un luogo che Panorama Sardo ha già seguito, il molo di Susico, la passeggiata dei cagliaritani, e le novità di quest'anno sono che oltre all'enogastronomico e all'accoglienza, una scelta che da alcuni anni aiuta sia i residenti che i turisti, i charter, le imbarcazioni, e oggi incontriamo Mattia Picci, operatore turistico. Mattia, com'è l'inizio di questa stagione estiva? Diciamo che rispetto all'anno scorso siamo partiti sicuramente prima, già dai primi di aprile abbiamo ricevuto le prime prenotazioni sia per quanto riguarda turismo locale ma anche straniero. Parliamo di Stati Uniti, Francia, Germania ma anche Nord Europa. Attraverso il turismo charteristico noi offriamo la possibilità di vedere il Golfo di Cagliari da un'altra prospettiva. Solitamente i locali preferiscono escursioni di breve durata e che gli consentono comunque di avere visione del Golfo di Cagliari a partire da Susico fino ad arrivare a Marina Piccola e alla Sala del Diavolo. Una stagione che inizia con tante prenotazioni, turismo estero, locale, ma un valore aggiunto quest'anno sarà l'America's Cup, dove voi sarete anche partner di questo evento, giusto? Certamente, l'America's Cup sarà sicuramente un grande tassello fondamentale per il turismo nautico e in generale per il turismo a Cagliari, sia per quanto riguarda le strutture ricettive, alberghiere, ristorazione, e ovviamente ci sentiamo protagonisti essendo comunque del settore nautico. Love of my soul. L'America's Cup. Noi valuteremo gli impatti non solo in termini economici ma anche in termini ambientali, in termini di impatti mediatici, per esempio a livello mondiale, e questo al fine di verificare per esempio dal punto di vista economico non solo il ritorno per l'economia sarda ma anche il ritorno immediato per le casse regionali, cioè vogliamo sapere se le ingenti somme investite, circa 7 milioni di euro IVA compresa, rientreranno, noi ci auguriamo che rientrino naturalmente anche abbondantemente, nelle casse regionali già direttamente con i 9 decimi dell'IVA e i 7 decimi dell'IRPEF. Anzi, ci auguriamo che l'America's Cup possa dare un contributo alle casse regionali anche per fornire altri servizi, sanità, trasporti. Abbiamo delle verifiche che vengono fatte su altri eventi, altri contratti con società esterne, solitamente la Stage Up o la Nielsen per quanto riguarda
gli impatti che hanno per esempio il Cagliari Calcio con le sponsorizzazioni o la Torres, la Dinamo e così via. Questa è la prima volta che lo facciamo in maniera strutturata con l'università che dedica apposite strutture interne specializzate, gruppi di ricerca, a fare uno studio davvero molto approfondito. Praticamente noi firmiamo un protocollo dove c'è tutta l'analisi che verrà fatta durante la manifestazione, un po' prima ma durante e anche dopo, quindi per dare anche i ritorni. Per noi come università si tratta poi fondamentalmente di portare tutta una serie di temi di ricerca nell'applicazione concreta, quindi la cosa che non soltanto sviluppiamo come ricerca ma che poi insegniamo anche alle studentesse e agli studenti, per cui è un'occasione ghiotta anche per i nostri tirocinanti, per gli studenti che studiano questi temi sia nei corsi legati al turismo, sia nei corsi legati anche proprio all'economia pura, di quanto impatto possa avere una manifestazione del genere. Sicuramente sono eventi di forte richiamo e di forte impatto anche proprio come meccanismo di visibilità. Questo è chiaramente un'opportunità veramente unica e quindi come Università degli Studi di Cagliari ci siamo subito messi a disposizione delle istituzioni per dare il nostro contributo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo lasciato l'assessora Portas nel corso della proiezione del film su Regeni, ma adesso parliamo dell'evento di dopodomani. Prendi via il Salone di Torino, un appuntamento importante. Come si è preparata la Regione Sarda?
Sono tanti mesi che lavoriamo a questo importante appuntamento, la Regione Sardegna di nuovo in collaborazione con l'Associazione Editori Sardi per questo importante evento per l'editoria italiana e per l'editoria sarda. Un incontro dei libri con i ragazzi, le ragazze e le persone che annualmente visitano il salone, molto numerose. È un appuntamento che abbiamo preparato con tanta cura e con degli eventi veramente importanti e collaborazioni davvero importanti, anche con una declinazione sarda dei temi che quest'anno è particolarmente rilevante. Il fattore più rilevante è il centenario di Grazia Deledda. Allora sì, la nostra diciamo, declinazione è duplice, perché oltre il centenario del Nobel di Grazia Deledda abbiamo anche la presentazione, la celebrazione del riconoscimento UNESCO delle Domus Dejanas, quindi doppio titolo, e tutti questi temi verranno appunto presentati al Salone in tanti modi diversi, non solo con i libri, la letteratura, ma anche con la musica e con il cinema. Quindi un appuntamento culturalmente davvero molto rilevante. A Torino vi accompagna lo slogan "Una volta dipinta di stelle". Perché? Perché il manifesto è un complemento illustrativo, è una bellissima illustrazione di Paola Serra che accompagna il claim scelto dalla Regione per questa partecipazione. La volta dipinta di stelle è una citazione letteraria che rimanda alla novella L'anellino d'argento di Grazia Deledda, inserita nella raccolta Il dono di Natale, una raccolta di novelle destinate ai ragazzi che riprende entro una dimensione fantastica anche il tema delle Domus Dejanas e delle case delle fate, e quindi l'incipit di questa novellina, che ha come protagonisti dei ragazzini, è dedicato al mistero delle case delle fate. La Deledda, nel descrivere questa ambientazione, fa riferimento anche a una camera particolare, bellissima come un pulpito d'oro, con una volta dipinta di stelle, dopo la quale si apre una successione di stanze infinite che sboccano infine sul mare. E quindi la novella si intitola L'anellino d'argento perché c'è un riferimento a questa sorta di amuleto da cui si sprigiona un fascio d'iride che consente di inventare una 100 storielle in una sera, quindi c'è una commistione di realtà, letteratura e fantasia che riprende i due focus delle Domus Dejanas e del centenario del Nobel assegnato a Grazia Deledda e rende protagonisti i ragazzini con un collegamento ideale al tema conduttore individuato da Annalena Benini, Il mondo salvato dai ragazzini, per il Salone del Libro. Ci avviamo alle conclusioni della trasmissione. Una curiosità. Maggio 2026 festeggi 14 anni alla guida degli editori sardi. Sì, festeggio. Spero che insieme a me festeggino gli associati, insomma evidentemente è un segnale di fiducia che hanno riposto nei miei confronti e nei confronti del direttivo che guida in maniera con ricambi fisiologici l'associazione. Noi ci adoperiamo per dare continuità e lustro a questo organismo, un presidio professionale posto a tutela degli interessi degli editori, che quest'anno compie 40 anni di attività a ottobre. Tra le prime in Italia. È la rete locale della Fiera del Libro più longeva d'Italia, e quest'anno assieme ad altri colleghi di 7 associazioni regionali daremo vita a un coordinamento nazionale, un nuovo presidio professionale che è posto proprio a tutela in maniera reciproca. Stiamo creando un network per favorire lo scambio tra i colleghi di tutta Italia e giustamente uniformare, insomma, le politiche editoriali. Un'ultima cosa, quanti siete? Siamo 27, abbiamo avuto da poco un nuovo ingresso, una casa editrice cagliaritana che si è costituita 2 anni fa. E quindi siamo sempre, insomma, la Sardegna non è sicuramente in Italia la regione che esprime il maggior numero di editori, ma questo attiene anche al dato, se vogliamo, demografico, però è la regione che ha una produzione editoriale sicuramente molto riconoscibile, di qualità e diversificata. Tutti presenti a Torino? Sì, quasi tutti presenti a Torino insieme
a editori non associati e presenti anche all'interno del nostro stand, che sarà contiguo a quello della regione. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.